Il ciclone Elly Schlein attraversa il nord-est, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, con percentuali sopra al 60% e con il record a Venezia città, dove la candidata alle primarie del Partito Democratico raggiunge il 73%. Una vittoria netta, quindi sia a livello nazionale ma anche appunto a nord-est. Sono le primarie del Partito Democratico che ieri a livello nazionale hanno visto la partecipazione di oltre 1 milione di elettori e che anche a nord-est hanno registrato un'affluenza in linea con le precedenti primarie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda le primarie del Partito Democratico nelle province venete e del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto un'affluenza in linea con le precedenti consultazioni, quelle che avevano portato all'elezione di Nicola Zingaretti. L'affermazione a nord-est chiara di Elly Schlein, che ha vinto le primarie del PD ed è quindi la nuova segretaria del Partito Democratico. Vediamo i dati sul Gazzettino di oggi, sono dati provvisori ma i definitivi arrivati nella notte non si discostano di molto. A Venezia, questo è il dato provinciale, Elly Schlein raggiunge il 65,5% a Venezia città, il record Schlein al 73%. Poi abbiamo Padova, sempre dati provinciali, 64,4%, Treviso 61,3%, Vicenza 63,6%, Verona 63,2%, Rovigo 51,6%, sempre per Elly Schlein, Belluno 65,9%. La media del Veneto è di un 61,9% di voti per Elly Schlein, Bonaccini si ferma al 38,1%. In Friuli Venezia Giulia ancora più netta l'affermazione della candidata con cittadinanza italo-americana, Elly Schlein al 63,6%, Stefano Bonaccini fermo al 36,4%. Il Gazzettino, in un articolo di Alda Vanzan, racconta questa giornata appunto di elezioni primarie per la segreteria del Partito Democratico in Veneto, in particolare a Venezia. C'è il colloquio con la elettrice più anziana in Veneto, Anita Artese Di Giulio, 101 anni, ha votato in provincia di Venezia e sulle pagine del Gazzettino, appunto, intervistata da Alda Vanzan, dice: a 101 anni dico ai giovani, impegnatevi in politica, non sono iscritti al Partito Democratico ma dopo aver vissuto la dittatura non si può non essere di sinistra. Insomma, questo un altro dei tanti record in realtà della giornata di ieri. Anche i quotidiani del Gruppo GED, in particolare la Nuova Venezia, raccontano la giornata delle primarie del Partito Democratico. 13.000 elettori, Schlein oltre il 65%, qui si parla appunto della provincia di Venezia. Il Partito Democratico, ripartiamo per cambiare Venezia. L'esito delle primarie: in città la sfidante supera il 70% dei consensi, confermando l'indicazione che era arrivata anche dai circoli a Venezia, appunto. E anche qui si parla di Anita Artese, 101 anni, del quartiere Altobello, è la più anziana elettrice nel Veneto. Nel frattempo, uno specchietto dedicato anche ai congressi della Lega. A Quarto d'Altino eletto Vallotto, 6 giovani fra i 12 nel direttivo. Insomma, giornata di votazioni anche per la Lega veneziana, naturalmente con voti e partecipazione di un altro e più ridotto ordine di grandezza. In questo caso si parla di 309 voti a favore del nuovo segretario della Lega locale. Prosegue quindi la stagione dei congressi anche della Lega, ma prosegue anche la rassegna stampa di oggi e tornando sulle pagine del Gazzettino parliamo ancora di non proprio un ciclone ma sicuramente vento e bora. In questo caso si tratta di un evento meteorologico e non politico. Il nord-est appunto sferzato da forti raffiche di vento. A Venezia una nave traghetto urta le briccole, disagi in Friuli. Alcune manifestazioni sono state sospese nel Trevigiano, il piano neve è stato attivato da Autostrade, sono attese precipitazioni sulla A23 Udine Tarvisio.
Insomma, il vento forte ha creato più di qualche problema ieri in tutto il nord-est. L'evento sicuramente che più, diciamo, ha preoccupato è successo a Venezia. Una nave traghetto greca è finita ieri mattina contro le briccole, cioè i pali che delimitano i tratti navigabili in laguna, a causa di una forte raffica di vento che l'ha fatta spostare di lato. Il cargo dell'armatrice Olympic Champion non ha riportato danni. Ad allertare la capitaneria è stata una chiamata dai piloti del porto, che hanno segnalato l'urto del traghetto contro le briccole che delimitano il canale navigabile durante la manovra d'ingresso alla darsena di Fusina. Dalle prime valutazioni l'incidente sembra essere stato causato proprio da una improvvisa fortissima raffica di vento, ma in ogni caso la capitaneria ha disposto verifiche tecniche sulla nave e sta accertando ogni altra possibile anomalia. Questo per quanto riguarda il vento eccezionale della giornata di ieri, che si spera abbia spazzato via anche un po' di polveri sottili che negli ultimi giorni avevano raggiunto e superato i limiti di legge e i livelli di allerta. Ieri, tra l'altro, domenica senza auto in diversi comuni del Veneto. Ma voltiamo pagina e torniamo sulla questione della fuga dei medici dalla sanità, almeno dalla sanità pubblica, un fenomeno che riguarda naturalmente tutto il paese, ma anche la nostra regione. Allora vediamo la pagina dei quotidiani del Gruppo Gedi dedicata ai problemi della sanità. Ritorna la notizia delle borse di studio che restano senza iscritti, in sostanza borse di studio per specialità mediche, 1 su 4 è senza pretendenti. In Veneto ci sono più rinunce che a livello nazionale. Il problema riguarda in particolare alcune specialità, appunto quelle evidentemente oggi meno appetibili. Prima di tutto l'emergenza urgenza, che vede il 72% di posti vacanti, quindi i pronto soccorso che rischiano di rimanere ancora di più sguarniti, e poi l'anestesia e radioterapia le più snobbate. Una notizia contenuta in una rilevazione di Ano Assomed che era in realtà già stata pubblicata la settimana scorsa sulle pagine del Corriere del Veneto. Oggi ci tornano i quotidiani del Gruppo Gedi con anche un sondaggio sempre di Ano Assomed, un sondaggio secondo il quale i camici bianchi insoddisfatti sono il 36%. Questa è la percentuale di medici che sarebbero pronti a cambiare mestiere. Addirittura il 53,6% del nord Italia si dichiara almeno in qualche modo insoddisfatto. La fascia che più sarebbe intenzionata e disposta a cambiare lavoro è quella d'età tra i 45 e i 55 anni. Insomma, continua la fuga dei medici, uno stillicidio, e continuano le preoccupazioni naturalmente per la sanità pubblica, che ci si chiede fino a che punto possa tenere, fino a che punto possa continuare a chiamarsi tale. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda le Olimpiadi invernali 2026, sempre sulle pagine dei quotidiani del Gruppo Gedi. Roberta De Rossi firma un articolo sulla vicenda di Milano Cortina 2026. Appunto, la Corte dei Conti avvisa che c'è il rischio di un aumento dei costi legato anche a i troppi soggetti in campo, troppi enti con il rischio di doppioni di progetti, aumento di costi, oltre ai ritardi che sono già in corso. La sezione di controllo quindi della Corte dei Conti mette in guardia anche sul pericolo di doppioni e ritardi, oltre che sul possibile aumento dei corsi. Insomma, un'altra tegola sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, un progetto sul quale il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha messo fin dall'inizio la sua faccia, e che in qualche modo l'ha portato anche a scontrarsi con una parte almeno del territorio dei cittadini del Bellunese, dove verrà realizzata una nuova pista da bob contestatissima dalle associazioni ambientaliste. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.